Allora, quali sono i vostri obiettivi per questa stagione sportiva? I nostri obiettivi di questa stagione sono sicuramente quelli di potenziare ancora di più tutto il settore mini rugby. L'anno scorso ha già dato una svolta importante per quanto riguarda l'innalzamento del bacino, quindi i numeri. Il nostro obiettivo è portare più bambini possibili, ma anche famiglie, a conoscere quello che è il nostro sport, i nostri valori, ma anche semplicemente il nostro gioco, perché alla fine si tratta di questo, di un gioco. Ecco, giocare e perché no diventare magari un futuro giocatore della prima squadra del Mogliano, anche se ovviamente la prima preoccupazione per quest'età deve essere quella di divertirsi. Il nostro focus è sicuramente sul divertimento. Stiamo continuando comunque con l'incremento anche del rapporto con i giocatori della prima squadra. Si sono messi a disposizione alcuni giocatori che vengono ad allenare i bambini, ma in particolar modo quest'anno si è reso disponibile il settore Under 18 che ha fortemente potenziato la loro presenza all'interno dello staff. Quest'anno abbiamo aumentato di gran lunga il numero di tecnici e di accompagnatori ed questo è dovuto da un grande lavoro di collaborazione tra tutta la filiera del Mogliano. Si parte da piccoli per arrivare fino in prima squadra, perché no? Oltre appunto ai cambiamenti che ci ha appena elencato, quali sono le novità per questa stagione sportiva? Sicuramente le novità più importanti sono la presenza di nuovi allenatori che sono arrivati e hanno voglia di migliorare, questi giovani che sono qui per crescere. E poi comunque una proposta sempre maggiore. Andremo a novembre a vedere la partita dell'Italia come club, abbiamo già organizzato l'uscita tutti insieme, siamo stati presenti in piazza come società a Mogliano per la presentazione delle squadre e andremo comunque a tanti tornei dove dormiremo fuori la notte, per cui ecco, le novità grandi non ci sono, diciamo è un continuare con il lavoro già svolto alla grande l'anno scorso. Sicuramente sono delle occasioni di crescita non solo come giocatori ma anche proprio come persone. Quello è il nostro obiettivo principale. Mi piace sempre dirlo ai ragazzi che noi non dobbiamo solo diventare il miglior rugbista di sempre, ma diventare anche le migliori versioni di noi stessi. Per cui si lavora per rispettare il compagno, l'avversario, rispettare le regole, ma soprattutto quest'anno stiamo lavorando sul rispetto degli impegni. L'anno scorso è stato un anno speciale. Le nostre categorie mini rugby sono state le più presenti a ogni allenamento. Quest'anno dobbiamo ancora innalzare questo, aumentare questo rispetto dell'impegno. Ecco, a proposito di aumentare, stanno aumentando anche le iscrizioni ai vostri corsi di mini rugby per varie categorie? Sì, questo sicuramente è un effetto del lavoro svolto, del super lavoro dei tecnici. È grazie a loro che ogni bambino si sente accolto, si sente partecipe di questo progetto, di questa squadra, per cui sì, e non vediamo l'ora anzi di accoglierne altri. Partiamo giovanissimi perché partiamo col progetto Prime Mete il sabato mattina, ad ora sono 20 bambini che si allenano ai campi di Mogliano dalle 11 a mezzogiorno, per cui estendo anche l'invito a partecipare, offriamo prove gratuite e da lì si inizia questo viaggio che mi piace definirlo un viaggio meraviglioso. E non mi stancherò mai di dirlo, tutto questo è grazie ai nostri tecnici, accompagnatori, volontari, a tutta la filiera che muove la società del Mogliano, dal mini rugby alla seniores. Il cosiddetto dietro le quinte, senza il quale appunto questi eventi, questi corsi non potrebbero di fatto esserci. Sì, assolutamente. Il lavoro dietro le quinte è spettacolare. Tutto quello che non si vede tante volte è quello che olia gli ingranaggi comunque di un settore che sta andando bene, ma non dobbiamo accontentarci, dei numeri, non dobbiamo accontentarci dei risultati, non dobbiamo accontentarci, puntiamo sempre più in alto. Con questo, ecco, questo è il mio auspicio, di puntare sempre più in alto.